You ass! Come here, ass! Fuck! Senti Mandelli, queste pratiche andrebbero fatte per stasera. Ciao. Ciao. Però che palle, ragazzi, io non posso fare sempre le pratiche di tutti, io non posso fermarmi tutti i giorni fino alle 8 di sera senza gli straordinari pagati per 500 euro al mese. Cosa sono, uno schiavo? Precario. Sei una merda, fai schifo. Sei un precario. Buongiorno, signor direttore. Ho sentito che si lamentava degli orari. Per noi è una priorità assoluta che il dipendente sia pienamente soddisfatto. Che forse lei per caso non è pienamente soddisfatto. No, io sono... Risponda. Risponda. Sei una merda, fai schifo. Sei l'ultima ruota del carro qui dentro. Sei l'escremento sul copertone dell'ultima ruota del carro. Sei la mosca schiacciata sull'escremento dell'ultima ruota del carro. Sei la muffa sulla mosca. Pronto? Pronto? Sulla mosca? Pronto? Cosa fa la mosca? Pronto? Che orario fa lei? 9:17. 9:17. Un 9:14 con lo stesso stipendio? Ma perché è possibile? No. Però potremmo pagarle gli straordinari. Davvero? Adesso basta. Lei mi costringe a fare la voce grossa, va bene? Io comunque ho un contratto qui, perché va bene tutto, ma io ho firmato un contratto che va rispettato, ok? Lei ha un contratto. Faccia un po' vedere. Se ne vada. Se ne vada allora, forza, se ne vada. Sa quanti ne trovo come lei che per 500 euro al mese vengono qui a lavorare? Lo vede quello, lo vede? Quello è uno stagista. Lavora gratis. Scusi, ma se lavora gratis, cosa mangia? Cosa mangia? Cosa mangia? Certo, perché sei il futuro dell'azienda. Stiamo investendo su di te. Guarda qua come investono. Ma basta, ma ragazzi, ma se questi pensano di prendermi in giro per 500 euro al mese, si sbagliano di grosso, va bene? Perché io non sono qui a farmi trattare come una marionetta, come un automa. Deve ancora nascere quello che può prendermi per i fondelli, sia chiaro. Mandelli, ha preso il frare delle Selsegnierli? Eh? Puppa! Ragazzi, io non ce la faccio più, va bene che non mi pagano gli straordinari, va bene che sono mesi che non mi prendo un giorno libero, va bene che lo scorso weekend al posto di stare a casa a sbirillarmi sono venuto a lavorare. Una fettina di culo? Signore, è venuto 1 etto e mezzo, che faccio? Lascio?
Va bene, lo ammetto, sono arrivato 5 minuti in ritardo, allora? Ieri non si è lamentato nessuno però quando mi sono fermato 2 ore in più. Per 5 minuti, se c'è bisogno di fare tutto sto processo. Sentenza? Buongiorno signor direttore. Ti piace la Belletti, eh? Sì, Sai che secondo me c'è speranza. ma chi tra me e lei? No? Come ha appena detto che c'è speranza, come a farmi intendere che... Infatti, certamente. Allora pensa che potrei piacerle? No. Sei ingenuo, così puro. Ah, il fresco odore della speranza. Beh, tira fuori le palle, no? Tirale fuori le palle. Cosa vuol dire tira fuori le palle? In che senso? Come... Io... Cercavi questo? La città si spezza. Ciao Mandelli. Sai che muoio dalla voglia di baciarti. Davvero? Cosa vorresti fare? Portarlo al cinema, a cena fuori e magari fare lo splendido e pagare tutto a te. E con quali soldi? Col tuo misero stipendio da precario. 10 euro Se per- vuoi ti anticipo la busta paga di marzo. Vuoi? Sì, sempre la solita storia che No, poi... no, 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 te l'anticipo. Davvero non è che io dico sì e lei mi...